Metti una domenica mattina in giardino quando d'un tratto arriva una nuvola ronzante. Pochi minuti e un ramo si trasforma in un grappolo di api. La prima cosa da fare è chiamare i pompieri o, se si conosce qualcuno, un apicoltore professionista. E voi poi come agite? Allora, intanto si capisce dove è posizionato. Se è in una posizione comoda si può lavorare direttamente da per terra, altrimenti si deve usare per forza di cose una scala. Poi ci si attrezza con delle protezioni perché in fase di scematura non sono aggressive, però è meglio non rischiare perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Quindi maschera, guanti di protezione e una tuta protettiva. Va ricordato che, contrariamente a quanto possa sembrare, le api in questa condizione non sono né aggressive né pericolose. È un fenomeno naturale, ovvio le api hanno un pungiglione, quindi se disturbate poi si vanno a difendere, però insomma se loro arrivano su un cespuglio, su un ramo, su un albero, è importante non avvicinarsi troppo e lasciarle dove sono. Per recuperarle, l'altro oggetto indispensabile è un'arnia vuota. Un'arnia in polistirolo che per questo tipo di operazioni è semplicissima da gestire perché è molto leggera. Dentro abbiamo una parte, solo alcuni favi, ancora appena creati con il foglio cereo di base, diciamo, su cui poi lo sciame e la famiglia d'api andrà a costruire la restante parte della celletta. Dopo l'osservazione ravvicinata si posiziona l'arnia pronti per l'intervento più delicato. Fa cadere all'interno regina e operaie. Che qua vedo che stanno entrando, io le appoggio da così, un po' magari le agito in modo tale che siano un po' stimolate a muoversi e a finire dentro. Un'azione delicata ma fulminea che termina dopo una ventina di minuti senza intoppi. Il ramo è completamente libero, c'è qualche ape che gira perché è ancora un po' stordita da quanto è accaduto, però insomma penso che al 95-98% la regina sia all'interno. Ma il deposito a terra dell'arnia non è l'ultimo passaggio dell'operazione recupero. Bisogna aspettare la sera? Sì, la sera più che altro perché loro sono tutte dentro l'arnia, quindi in ora notturna, appunto con il buio in questo periodo dalle 9 in poi, ci si avvicina all'arnia, si chiude l'apertura di fronte e può essere trasportata in sicurezza nell'apiario di casa, diciamo.